Attualmente il Mose è ancora in fase provvisoria. Secondo i suoi costruttori, la data annunciata per la sua entrata in funzione è la fine del 2021. Per il sindaco Luigi Brugnaro, con il progetto definitivo, le paratoie però dovranno alzarsi quando la marea supera i 110 cm e non 130, così da non mettere in ginocchio buona parte del centro storico. Prima si dovrà procedere al dragaggio manutentivo di tutti i canali portuali e della città, per evitare di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro di 21.000 lavoratori che producono un fatturato annuo di 6,6 miliardi di euro. Ma il progetto vero è a 110. Il tema è che dobbiamo rendere agibili i canali portuali prima poi di bloccarlo a 110, perché sennò tu blocchi il porto. Il porto è la vita di tutti, non è la vita solo di Venezia. Allora noi dobbiamo ridare agibilità al porto, renderlo anche fattivo di notte, perché noi abbiamo il sentiero luminoso che non viene utilizzato, dobbiamo ricertificare tutto e a quel punto, anche se avremo meno ore lavorative di giorno, perché avremo il Mose che si chiuderà più spesso, ricompenseremo con le ore del lavoro notturno, per cui alla fine il porto di Venezia potrebbe anche guadagnarci. La qualificazione dei fanghi, i metodi di escavo e trasporto, l'individuazione dei siti di recapito, la definizione degli interventi di sicurezza ambientale, tutto è pronto per Brugnaro. Ma sarà meglio che il materiale lo togliamo da sotto il fondo dell'acqua che gira continuamente o lo lasciamo lì? Cioè, è evidente che è meglio toglierlo. Abbiamo anche messo a posto proprio una serie di punti dove si può portarlo, i Moransani per esempio, per cui abbiamo anche tutte le possibilità di farlo. Il governo sta andando sulla direzione che ho detto io, anche sulle grandi navi, Canale Nord, Lato Nord, tutto quello che ho detto, solo che ci avevo messo 6 anni. Per fortuna è arrivato Draghi che ha rimesso un po' in pista le situazioni, perché a chiacchiere qua ci stanno ammazzando, noi abbiamo bisogno di fatti.